154esima escursione, settima volta a Camaldoli, finalmente ce l'abbiamo fatta con la neve perché con un po' di neve l'abbiamo vista raramente. E partiamo da Camaldoli paese, proprio di fronte, abbiamo parcheggiato proprio di fronte alla caserma dei carabinieri forestali, saliamo verso l'Eremo, poi da l'Eremo andiamo al rifugio Cototto, dal rifugio Cototto ritorniamo qua. Abbiamo optato per non prendere le ciaspole perché la neve comunque non ce n'è tantissima, almeno qui, e comunque dura. Abbiamo in caso di bisogno i rampichini e via. E partiamo. Qui c'è veramente tanta neve battuta, quasi ghiaccio. E niente, dopo pochi metri abbiamo già ceduto, abbiamo messo i rampichini o... come si chiamano, Sonia? Ramponcini. Ramponcini. Certo che a Camaldoli l'acqua non manca, sembrerebbe. Siamo arrivati alle Tre Croci. Ah, e questa è la strada. Sarà che c'è la neve, ma seguiamo la traccia GPS, ma arrivati al laghetto. Arrivati all'Eremo, non andiamo oltre perché è tutto asfaltato e con i rampichini spacco tutto, cioè mi spacchi i rampichini più che altro. È veramente tanta gente, perché la strada qui dall'altra parte è percorribile, non quella che arriva da... Tanto siamo arrivati noi da Camaldoli, ma dall'altra parte la gente parcheggia qui per poi partire e fare le proprie escursioni. Ottimo, adesso noi proseguiamo verso Prato alla Penna, se non erro, e si va. Siamo arrivati al bivio, quasi sicuramente dobbiamo girare a... Sì, dobbiamo girare a sinistra. Oggi, a differenza di esattamente una settimana fa, di visibilità ce n'è. Ce n'è quante ne vuoi oggi. Speriamo di riuscire a trovare qualche punto panoramico. Non c'è neve sugli alberi, ma in questo punto siamo a pochi passi da Prato alla Penna. Qui il ghiaccio è la neve solida, anzi qui le ciaspole sarebbe stato più una croce che una delizia. Prato alla Penna, Coffee Deck, poi anche la grappina dell'Alta Badia. E niente, adesso continuiamo a salire, arriviamo al Poggio 3 Confini, dove è il punto più alto che raggiungiamo oggi, saranno altri 150 metri in salita. Sembra che la scelta di non usare le ciaspole sia stata una scelta azzeccata perché è troppo battuta. Ci è andata bene, e dopo
pausa coffee, pausa grappa, si riparte. Ci aspettano ben diluiti, nulla di che, 150 metri in salita e poi sarà tutto, quasi tutto discesa. Bivio, vediamo, Fancacci, Portapenna, Poggiobrogli. Andiamo. Sì, ci sono i segnali, un po' da rifare, però con la traccia è meglio. Siamo sempre sul confine fra Emilia Romagna e Toscana. Credo di essere su Emilia Romagna adesso. Arrivati a Poggio Tre Confini, fa vedere, si legge poco, sì. Questo è il punto più alto che toccheremo oggi e da qui teoricamente andiamo sempre a scendere. Rifugio Cotozzo da un'ora. E che dire, da Cava di Frati a qui, ma poi anche, vado a memoria, anche in continuazione, i segnali ci sono sugli alberi. Ecco, guarda questo, i segnali sono così, molto scoloriti, perciò anche le volte passate abbiamo avuto qualche problema a trovare i sentieri. Adesso vabbè, abbiamo la traccia, perciò siamo quasi in una botte di ferro, giusto a prestare un po' di attenzione. Bandita caccia e pesca, mi sembrano quelli proiettili, perciò una quasi discreta presa in giro. Visibilità oggi quanta ne vuoi? Con la neve, bello bello bello. Questo versante che da Poggio Trevescovi va verso il Cotozzo, la neve si sta sciogliendo e io che peso di più affondo, basta vedere qui, perciò è un po' più faticoso, ma come dicevo prima si fa. Qui soprattutto in questo pezzo qui ci sono molti segnali che praticamente combaciano anche laggiù, si vedono, quelli sono proprio quelli CAI. Questo invece si vede che qualcuno ha mosso da pietà per i poveri escursionisti che magari non hanno il GPS, si sono messi a rifarlo, sono un po' più visibili. Poi fortuna che gli alberi sono puliti dalla neve, perché se fosse passata la Galaverna e gli alberi fossero sporchi di neve, porca miseria, qui ce n'è di neve in scioglimento. Fosse passata la Galaverna e gli alberi fossero sporchi di neve, non si vedrebbe nulla. Arrivati al bivio, dovrebbe essere Poggiobrogli, vado a memoria, yes, Poggiobrogli. Qui non dà, vabbè, qui da Camaldoli non dà Rifugio Cotozzo, ma dai, va bene. Qui sto pezzo qui la neve è ancora più in scioglimento di prima e si va. Qua si sprofonda davvero tanto, dura.
arrivati al rifugio Cotozzo. Un gran odore di bruciaticcio, ma welcome to Rifugio Cotozzo. Di fuoco, camino acceso. Dopo un coffee, un po' di biscotti e il tè, salutiamo il Rifugio Cotozzo, uno dei miei preferiti. E continuiamo a scendere. Sonia era partita in quarta e infatti aveva subito sbagliato strada, ma alla Sonia piace fare avanti e indietro. Infatti questa qui è la strada che teoricamente è chiusa, è il percorso chiuso che ti porta direttamente a Camaldoli, e noi invece andiamo di qua verso Stradella. Bivio, in realtà è un punto di intersezione. Noi continuiamo. Siamo quasi arrivati al ristorante Puccini, all'altezza del ristorante Puccini, e qui il percorso è un percorso a ostacoli, veramente alberi abbattuti. Qua quando sarà qui quando sarà sciolta la neve c'è oltre alla cacca di daino, qui quando si scioglierà la neve si dovranno divertire un bel po' a sistemare. Sì, infatti qua è anche pieno di impronte di ungulati, non mi chiedete di che razza, di che. Mo adesso provo a scavalcare, meglio che spengo. Ristorante Puccini, andiamo a vedere se ci danno vitto, se accolgono due viandanti, si sono aperte ancora, e vediamo. Non siamo proprio vestiti da ristorante, ma vediamo. E alla fine ci hanno dato anche il vitto. Ci hanno accettati tagliatelle e ragù classicissime E ravioli e ragù. Ristorante Puccini abbiamo mangiato anche bene alle 3 passate. Adesso facciamo saranno tosti adesso questi ultimi metri perché siamo in fase digestiva, infatti già sento freddo, guarda. Adesso facciamo gli ultimi metri fino alla macchina. Sulla via per Camaldoli, paese, neve in scioglimento. Anche se la previsione ha messo che dovrebbe dare un'altra spolverata. Infatti qua, come si vede, di neve ce ne sono ben poche chiappe. (154esima escursione, settima volta a Camaldoli, finita. Non siamo arrivati da qua perché questo è il percorso 72 ed è chiuso, siamo arrivati dalla strada e niente, abbiamo superato i 13 km, è stata bella,
Allora, le ciaspole le abbiamo portate in macchina, ma non le abbiamo messe, alla fine abbiamo fatto bene così, perché c'erano dei punti in cui la neve era morbida in scioglimento, soprattutto nell'ultimo, per arrivare al rifugio Catozzo e dopo il rifugio Catozzo, ma alla fine avremmo dovuto portare molto peso sullo zaino e va bene così. Invece qui vicino a Prati alla Penna c'era molto ghiaccio e i rampichini o i Ramponcini. ramponcini ci hanno dato una grossissima mano, perciò perfetto. Arrivati a Camaldoli, da dove siamo partiti, abbiamo parcheggiato di fronte alla caserma dei carabinieri forestali. Qua dietro di me c'è la famosissima farmacia di Camaldoli e anche c'è anche il monastero qua. Abbiamo mangiato al ristorante Puccini, abbiamo mangiato bene, strano che non ci avevo mai pensato prima, perché comunque di strada. Mangiato bene, bello, si può rifare tranquillamente. Se ti è piaciuta l'escursione, vuoi vedere anche le altre e vuoi anche magari scaricare la traccia che trovi nei commenti, segui il canale. Siamo a bordo strada e Camaldoli non ci delude mai.